Qui siamo all'interno dell'azienda agricola Cordini, nella sala di ricevimento, dove avvengono le degustazioni e tutte le occasioni più importanti, diciamo, dal punto di vista della promozione e dei rapporti con i clienti. L'azienda Cordini è un'azienda molto antica, che ha origini già del Medioevo, come parte produttiva del feudo di Sofumbergo, di proprietà del patriarca di Aquileia. Fino al 1400 l'azienda è stata affidata in amministrazione a una famiglia austriaca, i conti di Sofumbergo, poi estintasi, e nel 500 è subentrata la famiglia Strassoldo, che è rimasta qui fino all'inizio dell'Ottocento, quando un nostro antenato ha acquistato tutta la proprietà. Oggi questa proprietà, dopo varie divisioni e vendite, è ridotta parecchio come superficie. Comunque le attività produttive sono sempre quelle praticamente, no? Cioè vite, un po' di olio e cereali. Per quanto riguarda il vigneto, abbiamo 10 ettari di vigneto distribuiti fra Campello Raschiacco qui e Prepotto, 6 ettari qui e 4 a Prepotto. L'azienda è condotta direttamente da me e mio fratello, insieme con un dipendente fisso e alcuni avventizi. Qui ci troviamo nel sottoportico d'ingresso all'azienda, dove da qualche anno abbiamo aperto una frasca stagionale aziendale che ogni fine settimana è ovviamente aperta al pubblico. Questo è stato fatto anche per ampliare la nostra visibilità e diciamo, gli sportelli commerciali dell'azienda. In questa frasca, cosiddetto ristoro agrituristico, noi vendiamo esclusivamente i nostri prodotti vinicoli e qualche affettato di aziende che sono diciamo, della stessa zona. Il vino che viene venduto alla frasca è esclusivamente quello dalle nostre bottiglie, e questo anche per favorire la vendita delle bottiglie, nel senso che chi assaggia il bicchiere sa che nella bottiglia che compra è esattamente lo stesso prodotto. Questa frasca è stata aperta, come dicevo prima, qualche anno fa, nel 2007, e in effetti, visto anche il posto che si presta e vista la caratteristica dell'azienda, ha avuto sicuramente un buon incontro con i nostri clienti e contanti che vengono a trovare. Ci troviamo nella parte di cantina dove avviene l'affinamento e la maturazione dei vini. Come si vede, qua le botti sono praticamente tutte di legno, di varie dimensioni. Partiamo dalle barrique, dove avviene l'affinamento dei vini, diciamo, più complessi, e anche di vini rossi e bianchi, quando noi abbiamo la tradizione di far passare nel legno un po' tutti i vini, anche i vini bianchi, anche se per breve periodo. La nostra produzione è di circa 800 quintali di uva, suddivisa fra diverse qualità, cioè vini rossi, produciamo soprattutto qui Refosco, Schioppettino e Pignolo come autoctoni. Poi abbiamo Merlot e Cabernet. I bianchi abbiamo il Friulano, la Ribolla gialla e il Verduzzo come autoctoni. Poi Chardonnay, una piccola produzione di piccoliti che però non vinifichiamo ogni anno, la vinifichiamo solo quando sono le annate che a noi ci sembrano più giuste. Per quanto riguarda la parte commerciale, noi vendiamo il vino sia sfuso che in bottiglia, con la tendenza sempre ad avere